Direttore generale dell'ULSS, il dottor Benazzi, com'è la situazione oggi a Vidor? Situazione buona, ottima direi, ottima organizzazione, ringrazio i sindaci, ringrazio la protezione civile, siamo un bel gruppo che stiamo vaccinando e siccome questa divisione per mese funziona, ci sono dei mesi meno frequentati da 70-80 persone e quindi si vede che effettivamente il flusso è un po' rallentato, però molto bene, le persone stanno rispondendo e vengono portate dei figli, dei nipoti e quindi ottima organizzazione. E nelle altre sedi della provincia come sta andando? Sta andando bene, oggi abbiamo anche, come voi sapete, il Vax Point a Castelfranco. Se funziona e vediamo che la gente non dovrà aspettare troppo in macchina, lo esporteremo e faremo altre 2 sedi dove utilizzeremo proprio il trasporto in macchina. I vaccini stanno arrivando? I vaccini stanno arrivando, avremo 22.000 vaccini qua già da domani, sostanzialmente da lunedì, scusate, e quindi durante la settimana apriremo le liste per poter iscrivere altre persone. E si sa qualcosa per la seconda vaccinazione? La seconda vaccinazione sarete contattati da noi, quindi con telefonata e SMS, quindi state tutti tranquilli perché i vaccini per i richiami ci sono tutti. E ultima domanda, la situazione dei contagi com'è in calo? Sì, la situazione di contagi ai Covid Point, abbiamo meno positività, siamo sotto l'R conti nostro, è sotto l'1, questo ci fa ben sperare che se non succedono catastrofi a Padova, a Pasqua, scusate, che la gente si trova eccetera, dovremo veramente andare in calo e quindi meglio per noi perché finalmente finiamo un po' questo assalto agli ospedali. Tutta un'altra cosa dai giorni passati, questa mattina come si sa bene vengono vaccinati la classe 35 per ordine di mese di nascita e quindi una bella coordinazione, tutto procede come doveva procedere e quindi sono contento di questo evento, di questa mattina che non ci ha creato nessun tipo di problema. Vidor, anche il sindaco di Montebelluna, come sta andando la giornata? Ma direi molto bene rispetto a quello che avevo visto anch'io i giorni precedenti, che c'erano stati affollamenti eccetera. Oggi è stato fatto un lavoro molto accurato di selezione, per cui si lavora con calma e va tutto bene, vedo, insomma, non ci sono state criticità. Ovviamente noi facciamo l'anamnesi, di conseguenza già facciamo una selezione molto accurata delle persone. Di tutti quelli che io ho visto stamattina, soltanto una persona l'ho rimandata indietro, nel senso che non era nelle condizioni di essere vaccinata, in quanto stava, diciamo, ancora curando una malattia virale abbastanza importante, per cui non era il caso che si vaccinasse, insomma. Però tutti gli altri tranquilli, ovviamente sono tutte persone di una certa età, quasi tutte persone con patologie per cui prendono varie medicine, ma ciò nonostante non sono assolutamente controindicazioni, anzi più farmaci uno prende vuol dire che più patologie ha e di conseguenza a maggior ragione ha bisogno di fare il vaccino. Questa è la cosa importante, cioè tanta gente è preoccupata perché dice io ho malattie di cuore, diabete eccetera, sono preoccupato. No, è proprio in questi casi che a maggior ragione bisogna vaccinarsi.